Passiamo all'interrogazione a risposta immediata 160, accessibilità ad eventi e manifestazioni patrocinate dalla Regione Venezia Giulia, presentata da Sergo. Prego. Sì, grazie Presidente. Ma questo è un tema che noi abbiamo già sollevato nel corso della passata legislatura, perché riteniamo che sia che possa essere un atto di civiltà, soprattutto da parte dell'amministrazione regionale, organizzare eventi in prima persona, per così dire, ma anche patrocinare eventi che vengono appunto realizzati nella nostra regione, ma che spesso e volentieri vengono organizzati in sale non accessibili a tutti. Allora, siccome il nostro tema caro è nessuno deve rimanere indietro, uno dei nostri slogan, io ribadisco, nessuno deve rimanere neanche fuori dalle porte. E organizzare temi dove anche gli stessi proponenti dicono di porre una particolare attenzione alla mobilità sostenibile, credo che faccia riflettere se poi quegli eventi vengono fatti al primo piano di un edificio che ha solo le scale. E diciamo primo piano perché per chi conosce la sala consigliare del municipio di Venzone, dove spesso e volentieri vengono non solo tenuti i consigli comunali, che già questa è un'anomalia, fare un consiglio comunale in una sala non accessibile dovrebbe essere vietato per legge, soprattutto in un comune dove non servono 50 posti a sedere per tenere un consiglio, ma evitare almeno di fare anche eventi e manifestazioni in queste sale credo che possa essere un segno di attenzione per buona parte della nostra popolazione e, come detto, anche un segno di civiltà per tutti quanti noi. Grazie consigliere Sergo. Prego Assessore Zilli. Sì, grazie Presidente, ringrazio l'interrogante per spiegare che ha colto una problematica vera, ma che l'ha legata ad un tema che è quello della concessione del patrocinio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, richiamando anche una mozione della precedente legislatura consiliare, occasione nella quale l'impegno principalmente riguardava ovviamente gli edifici della Regione e degli enti ad essa collegati. Comunque sia, l'ufficio di gabinetto della Presidenza della Giunta, in relazione all'opportunità di concedere il patrocinio della Regione a una o più determinate iniziative, effettua una valutazione avente ad oggetto il merito, la qualità dell'evento e nel complesso se quest'ultimo persegua finalità considerate meritevoli dall'amministrazione stessa. Una tale attività valutativa, proprio perché finalizzata a valorizzare iniziative intrinsecamente utili e di interesse per l'intera comunità regionale, non può essere limitata dall'eventuale necessità di ricercare strutture adeguate, secondo criteri di opportunità ulteriori rispetto a quelli normativi imposti dalla legislazione statale e regionale vigente. A ciò si aggiunga che se le realtà coinvolte nelle iniziative manifestano l'interesse all'organizzazione degli eventi in una struttura ritenuta adeguata e opportuna per quelle che possono essere di volta in volta le più svariate esigenze, non si ritiene corretto che l'amministrazione, pur considerando l'iniziativa meritevole, dinieghi il patrocinio per le motivazioni segnalate dall'interrogante. Quanto premesso non vuole certamente significare il disinteresse di questa Giunta di fronte alla necessità delle persone che per qualsiasi causa si trovino ad affrontare difficoltà motorie, temporanee o permanenti. È certamente sempre preferibile ed è costantemente oggetto di interesse di questa amministrazione che qualsiasi evento di rilevanza pubblica abbia luogo in strutture che garantiscano la massima accessibilità possibile. Nel caso specifico devo rappresentare che ovviamente il Comune di Venzone soggiace a tutti i vincoli relativi alla sovrintendenza per quanto attiene il suo centro storico. Da una interlocuzione per le vie brevi che ho avuto in questi giorni a seguito della ricezione della sua interrogazione a risposta immediata con il già commissario dottor D'Amele, ho avuto conferma che nessuna persona diversamente abile ha fatto richiesta di accedere e non ha potuto accedervi, anzi non ci sono state richieste né lamentele, quindi ritengo che il tema generale astratto debba essere scisso dalla concessione o meno del patrocinio sulle iniziative. Sul tema della mobilità e dell'accessibilità ovviamente siamo d'accordo e concordi con lei sul fatto che dobbiamo
dobbiamo rendere tutte le strutture il più possibile accessibili, non possiamo certo rispondere per le iniziative che assume un comune, peraltro un comune vincolato dal punto di vista della sovrintendenza e delle belle arti, per cui ritengo che la sensibilità degli organizzatori sia stata ben valutata nel momento in cui hanno scelto quella pregevole localizzazione per la realizzazione dell'evento, e la conferma che non vi sono stati non vi sono state lamentele né richieste particolari da alcuno ci dà insomma a entrambi, credo, conferma che il tema rimane e esiste, però nel caso specifico non si è verificato. Grazie. Grazie Assessore Zili. Prego, Consigliere Sergo, la replica. Assessore, se io organizzassi un evento a 40 metri sott'acqua, lei probabilmente non mi chiederebbe di entrare, perché o sa nuotare o non sa nuotare. Allora, io ovviamente ho posto il tema, credevo che non si dovesse sollevare un tale, diciamo, anche una risposta di questo tipo da parte dell'amministrazione regionale, anche perché si chiede solo un'attenzione particolare. Assessore, a me va benissimo, io le dico solo che ovviamente non è... Posso finire? Sì, facciamo Grazie. Finire la replica. A me va benissimo, io le ricordo solo che ovviamente non è colpa di questa amministrazione, non è colpa delle precedenti, non è colpa delle altre due precedenti. Noi abbiamo un auditorium a Udine che conta 400 posti. Di quei 400 posti alle persone con disabilità ne sono stati assegnati 6, che sono anche oltre quelli che prevede la legge, e sono stati messi nel piano, ovviamente, chiamiamolo terra. I 400 posti sono nel piano interrato. Questo perché? Perché il piano cosiddetto interrato non ha le vie di fuga accessibili. I bagni per i disabili sono nel piano interrato. Una persona con disabilità può andare al servizio, ovviamente scendendo con gli ascensori che ci sono, sempre che la luce ovviamente rimanga, perché sennò poi bisogna fare riferimento agli ascensori con batteria che qualche utilità ce l'hanno, come si diceva ieri, ma le vie di fuga sono al piano superiore. Allora, se quello è l'auditorium dove noi facciamo tutti gli eventi e dovrebbe essere il gioiello dell'amministrazione regionale dal punto di vista architettonico, io capisco che un comune come quello di Venzone abbia questo tipo di problematiche. Ma ripeto, non era questione di togliere il patrocinio per quel motivo lì. Bastava dire la prima serata la fate nelle stesse location dove avete fatto gli eventi il giorno dopo, che erano accessibili con tutte le difficoltà del caso ovviamente, ma che non prevedevano scalinate da fare in carrozzina. Grazie.